Le opere di James Tissot sono chiaramente ispirate, almeno nella prima parte della sua produzione artistica, alla poetica legata alle donne di Charles Baudelaire. Una donna cantata e osannata come una luce fonte di ispirazione, come un invito alla felicità. Una creatura armoniosa nelle forme ma anche nei gesti, nelle parole, nell'abbigliamento in cui si avvolge con eleganza e stile. La sua formazione fu di tipo accademica, studiò alla Scuola di Belle Arti di Parigi dove tra i suoi maestri figurava anche Ingres. La sua straordinaria tecnica gli consentì giovanissimo di partecipare al Salon di Parigi nel 1859, riscuotendo consensi anche tra il pubblico. Si specializzò nel dipingere gli ambienti e i personaggi della Parigi mondana del suo tempo, ponendo grande attenzione alla sfera femminile. Alcuni dipinti sembrano il racconto di romanzi rosa, melliflui e scontati, ma esteticamente e tecnicamente ineccepibili. Fu uno dei primi artisti ad utilizzare la fotografia per realizzare le sue opere, svincolandosi così dalle lunghe pose in studio dei soggetti ritratti. Questo modo di progettare i quadri gli procurò una certa ostilità da parte della critica che lo accusava di produrre opere troppo realistiche, troppo fotografiche e poco personali. Si costruì una grande fama e gli furono commissionate moltissime opere, fino a quando nel 1870 scoppiò la guerra franco-prussiana e Tissot si arruolò nell'esercito francese. Accusato di essere comunista, lasciò Parigi e si trasferì a Londra dove sperimentò la tecnica dell'acquaforte. Diventò presto l'artista più ricercato nei salotti della buona società, dove era riuscito a farsi apprezzare per la sua straordinaria tecnica. In un secondo momento, forse stanco di una pittura ripetitiva e dai soggetti scontati, iniziò a dipingere il fiume Tamigi e il porto di Londra. La produzione artistica di Tissot vanta più di 500 tra disegni, dipinti a olio, acquerelli e acqueforti. Non è particolarmente apprezzato dalla critica specializzata, ma lo è molto dai collezionisti giapponesi e americani. Le sue opere hanno registrato notevoli aumenti nelle quotazioni e sono richiestissime anche come stampe.